Ciao a tutti! Questo è un evento organizzato da Assemblea Nazionale Sarda con il patrocinio del Comune di San Vero Milis e la collaborazione dei nostri mitici bibliotecari. Chissà che cos'è Assemblea Nazionale Sarda? I soci! Ok, vi diamo un assaggio con un breve video. Ok, allora ci sono tantissime decisioni che vengono prese al di fuori della Sardegna per i sardi e soprattutto ci sono tantissime decisioni che vengono prese al di fuori della Sardegna per i sardi che ci danneggiano e talvolta molti di noi ci hanno quasi fatto l'abitudine a questo fatto e talvolta per giustificare questo fenomeno abbiamo l'abitudine di attribuirci una narrativa che spesso non abbiamo creato neanche noi e diciamo cose del tipo però siamo poveri perché la Sardegna è un'isola. Eppure nella mia cartina geografica, se io guardo, mi pare che sia un'isola anche il Giappone, la Gran Bretagna, è un'isola anche Malta. Però è normale che tu goncasa, che tu berritasa, e poi è normale che siamo dominati perché la Sardegna è sempre stata dominata. Eppure io, ogni volta che apro un libro di storia della Sardegna, trovo l'esatto contrario, trovo che non sempre la Sardegna è stata dominata, anzi forse i periodi più floridi sono stati esattamente quelli in cui la Sardegna non è stata dominata. E quindi viene il dubbio che si sia creata quella che in economia viene chiamata la profezia che si autoavvera, ossia siamo talmente tanto abituati a dirci delle bugie, a nasconderci dietro un dito perché tanto dobbiamo trovare una giustificazione per la nostra mancanza di azione, che alla fine è diventata una profezia che si autoavvera, ossia la narrazione è diventata vera. Queste sono le faulas. Queste sono le bugie che ci raccontiamo ogni giorno per giustificare la nostra inazione, la nostra mancanza di reattività. E allora, siccome io sono molto meno bravo a raccontare queste cose rispetto ai nostri oratori di oggi, chiamo per primo Omar Onnis, autore del libro che è oggetto della nostra trattazione di oggi. Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso. Omar, è anche difficile presentarti. Scrittore, blogger, il tuo blogger è seguitissimo, Sardegna Mondo, e lo voglio dire, so che tu non sei troppo affezionato a queste classifiche, però sei definito tra i cinque autori di storia sarda. Si sente? Ma tanto si sente anche. Tra i 5 autori di storia sarda veramente liberi. La definizione non viene da me, viene da Francesco Casula. Grazie. Prendine un altro. Ok. Allora invito sul dottori Michele Azzemi, dottor Dreher. Azzoni. Allora, musicista, cantante, attore,
Torragoa, lavoratore precario, musicista e cantante, sanno più cosa, attore. Cantante, attore, la musica che avete sentito venendo è la sua. Isabella, attore. Isabella, sul qua che noi dobbiamo parlare. Ambasciatrice di storia sarda nella scuola italiana. Se c'è qualcuno tra di voi che fa l'insegnante, vi consiglio vivamente di fare una chiacchierata con Isabella, perché il suo lavoro per la scuola e appunto i libri che scrive in collaborazione con altri autori per divulgare la conoscenza della scuola sarda, della storia sarda nella scuola italiana, è straordinario. Riccardo Pisumagia, presidente di ANS. Ok, allora Riccardo, ti passerò il mio microfono. Prima, come ho detto prima, voglio ringraziare la giunta comunale che ci ha permesso di essere qui, il sindaco, i bibliotecari, e due parole con Cristina che vorrebbe insomma raccontarci come si colloca questo evento nella programmazione del Comune di San Vero. Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione di questo libro molto interessante e di questo dibattito che ne seguirà. Voglio solo dire che questo è uno degli eventi inseriti nel programma Altri Mari, il programma culturale del Comune di San Vero Milis, che tutti gli anni si articola in vari incontri qui nella Marina e a San Vero. È nostra cura tutti gli anni dedicare particolare attenzione a quelli che sono i nostri temi culturali, quelli che riguardano direttamente la Sardegna, sotto vari aspetti, lo dicevo prima, il dibattito culturale, ma articolato nei diversi aspetti che possono essere quelli ambientali, quelli archeologici, quelli legati ai giovani scrittori sardi che sono sul territorio e a cui vogliamo dare spazio. Niente, ci fa molto piacere accogliervi, vi do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale, lascio la parola a voi, ricordo solamente che questo è il penultimo dei nostri incontri e che il 29, sempre qui in Pineta, sempre nell'ambito dei diritti, ci sarà un dibattito, i diritti dei detenuti e i diritti umani, incontro con Nur Khail, che è un attivista egiziano che ci parlerà di diritti umani appunto e di diritti negati. Vi invito a partecipare e buon dibattito a voi. Grazie. Una parola con Riccardo, cerchiamo di capire veramente che cos'è ANS, se ce lo vuoi raccontare. Anzi, scusami, prima voglio dire due cose. Questi giorni mi sono divertito a portare in giro le locandine, ve ne sarete accorti, no? È stato bellissimo. Ci sono state delle persone che mi hanno dimostrato proprio un fortissimo trasporto. Una ragazza in particolare che mi ha scaldato il cuore. E quando gli ho fatto vedere la locandina e gli ho detto di che cosa trattavamo, mi ha detto questa cosa è importantissima e ha fatto di tutto per fare in modo di farmi mettere la locandina nella posizione migliore della vetrina. E poi ce ne sono state due che invece mi hanno messo un po' in dubbio. La prima, dopo che gli ho spiegato tutto quello che dovevo dire di ANS, che cos'era ANS, che cosa facevamo, in cosa consisteva la nostra attività, mi ha detto: ma fate anche roba da mangiare? La seconda è stata ancora più destabilizzante, perché dopo che gli ho spiegato tutto mi ha detto sì, però io qui con la mia azienda, col commercialista non ci capisco niente, voi mi aiutate a mandare avanti la baracca. E lì insomma mi sono messo un po' in dubbio, quindi fai il favore Riccardo, spiegacelo tu che cos'è ANS, perché io non ho avuto successo. No, va. Buonasera a tutti,
sono molto contento di essere qui, è la prima volta che vengo e devo dire che è un posto ideale. Bravo Paolo per averci portato qua e grazie a tutti voi per essere qui presenti, è veramente un piacere. Hai dato uno spunto interessantissimo, no? Cioè il lavoro che fa ANS, ne parleremo perché poi inevitabilmente quello che fa ANS si ricollega tantissimo a quello che è il tema di questa serata, quindi il dialogo che parte dal libro che ha scritto Omar e che quest'anno compie 10 anni. Ed è proprio quella assunzione di responsabilità di cui a noi piace parlare sempre, no? Cioè noi non siamo lì a dare una mano all'azienda, noi vogliamo mettere insieme le persone perché queste persone, lo dicevi tu anche in fase introduttiva Paolo, no? Perché le persone arrivino proprio a rendersi conto di dove si trovano, di dove sono piantate, di dove hanno i piedi, di dove agiscono, di dove avviene la loro vita, di che cosa gli succede attorno. Quindi mi piace chiamarla presa di responsabilità, no? Poi certo è ovvio che le persone non devono essere lasciate sole. È molto importante il discorso comunitario, il discorso societario, assolutamente. Vi rispondo alla domanda, cos'è Assemblea Nazionale Sarda? A me piace chiamarla proprio col suo nome, così Assemblea. Di fatto siamo un'associazione, quindi non siamo assolutamente un partito e non intendiamo diventarlo. Il nostro terzo punto nello statuto scrive chiaramente che noi non parteciperemo mai a elezioni, perché il nostro scopo non è questo. Il nostro scopo è quello di creare coscienza nazionale sarda, e per noi è un mantra questa coscienza nazionale, ci teniamo tanto a ripeterlo, parliamo sempre di coscienza. Cos'è questa coscienza? È quel senso comune di sentirsi sardi, cioè capire come popolo dove siamo messi e dove vogliamo andare, dove stiamo andando. Abbiamo un progetto, come ci vediamo fra 5, 10, 20 anni? Ecco, questo secondo me è importantissimo ed è anche un pochino il fulcro del discorso, no? Perché oggi andremo a parlare di luoghi comuni. La nostra associazione nasce anche proprio per quello, perché andare a sfatare dei luoghi comuni, cioè delle credenze che ci sono da sempre, che poi non corrispondono a realtà, poi andremo a vederlo, non voglio anticipare nulla, però andare a smascherare queste cose, a sfatare questi miti, a smontare questi luoghi comuni è fondamentale proprio per avere coscienza, quindi per capire come comportarci nel presente e come immaginare il nostro futuro, conoscendo il nostro passato. Quindi se posso, così magari do anche uno spunto al dibattito, molto spesso, anch'io racconto un fatto personale, molto spesso chi mi dice perché tu sì, ti occupi di queste cose, lo vedo sui tuoi social, vedo che fai questi eventi, sei molto legato alle tradizioni sarde. No, aspetta, sì, cioè nel senso ci occupiamo tanto di quella che è la storia, di quelle che sono le tradizioni, ma non al fine di esaltarle, al fine proprio di andare a fare un altro tipo di percorso. Non siamo una proloco. Ecco, non siamo una proloco, cioè non facciamo questi eventi per poi andare veramente a vantare i Seadas su Brocchillo o questa cosa, no? Cioè è un po' diverso il discorso, ma ripeto, proveremo a sviscerarlo oggi. Ok, io do 2 indicazioni tecniche e poi vi lascio. Allora, la prima indicazione tecnica è che noi ci finanziamo tramite le vostre donazioni. Siamo molto poveri e quindi abbiamo bisogno di tante donazioni. Se fate una donazione un pochettino più cospicua vi potete anche portare via una delle nostre magliette, non siate susunchi. Sono bellissime le magliette, però. Le magliette sono belle, le magliette sono veramente belle. La seconda indicazione è una serata torrida, quindi se avete bisogno di bere un bicchiere d'acqua avvicinatevi pure al banchetto e chiaramente avrete tutta l'acqua che volete. L'ultima indicazione è che pare che l'editore di Omar, depi dai spazzao su Vapperi o su Doner, quindi il libro in questo momento non è stampato. Se volete acquistare il libro trovate in giro dei QR code verdi, c'è poco da sbagliare, puntate con il cellulare il QR code e il cellulare vi manda al sito in cui potete comprare l'ebook. Buona prosecuzione.
Grazie. Buonasera a tutti. Tanto, credo di essere di varie imprese. Acciugo che leggo una cosa a suba dell'Assemblea Nazionale Sarda, che su Presidente Annau su di essa punna, su obiettivo di questo assozio, naro due paraulas e commente ans sigli questo obiettivo. Intanto già il valore mannu a Salimba Sarda e a Samparu di questa limba nostra non può attero, non può motivo come hanno visto prima nostalgico o chi sei te. È scanoso questa limba da deneuso e se usa arriscandosi da lasciare perdere, se non da voi dauso, da barrare con una limba e via e una poveresa a manna e con questa limba che non è manco sa nostra, come in tena derrida, vero questo, ma derrida lunada, l'hai scritto tu sul libro. E tanto, come è organizzata ANS? Derrida. È organizzata in assembleas territoriales e sta a narrare che in ogni luogo battono 15 persone si vonente e organizzano eventi, organizzano attività in questo territorio, che è l'assemblea territoriale di Castello, di Sassari, di Durgale, di Sumandrolisai, di Nuoro, a Piadese Bello, di Dubie Finzese in Santero, poi Tenono. Tanto questo è un invito a tutti a regionare. E poi due sono queste assemblee settoriali che non si occupano del tema, come sa essere l'INBAS, del Sagaleseo sa referente, a essere ambiente, a essere aiuta agli emi che non mi viene, e scuola, certo, e a terra scosa. Tanto è una cosa di importo a far crescere questo sentito. La coscienza di comprendere e noi eseus, che è un noso, è davvero di importo umano, se nunca si chiusa a pensare di essere cosa che non è, faula, come tant'anno prima di me, e è ora vero di comprendere questa realtà. Se non si comprende questa realtà, ausa seguire a essere asi e ausa essere convinto che non si può cambiare, questo è sul danno umano. Come te leggi a locandina, accanto sono meno mio da descritto Vince storia sarda nella scuola italiana, Geo e Omar, che è uno dei suoi autori, scrive, fai parte di questo assozio, di questo assozio che collabora da con ANS da sempre, e te vai a storia sarda nella scuola italiana. Intanto se usi stato ospite del suo comune di Santero, sono i primi anni che si è forse sul 2020 si è venuto a Santero in sa aula consigliare e te fai usa prontaus materiales de storia sarda a disponimento posso spippioso di scuola. Ha fatto tutta la scuola elementare e tutta la scuola media, si può pubblicare questa seconda media che non si manca, e poi a intro del suo sito che agattasi lastoriasarda.com dove sono finze fascicolo dedicato, dove è andato uno con Leonora d'Arborea, uno con Sadia di Sardegna, e dove sono finze in italiano, in sardo, in inglese, quelli che uno non sapeva da pragare a fare finze sa geografia della Sardegna, finze sa letteratura della Sardegna. E poi te, sempre possiamo mattirsi la regione. Caso demma che usa affrontare questa questione che ha esplicato bene Omar sul libro, è forte, non sono ischideus e chieseuso, e sa prima conseguenza che andessi da fuori, si vede in sul libro di scuola, che di storia sarda non dove andava paga nuda e gli finze fabbia, e questa è una bregungia manna, e tanto Omar, Maurizioni, che sono scrittori, storici, sono i suoi autori, questa è una Rosa Corda, questa è Alessandra Garau, che sono i specialisti di archeologia, già è una maestra di scuola, già ha collaborato in un momento che sono stato fatto sul libro della scuola elementare, e poi mi impegno a diffondere questo libro. Ed è importante che insomma tutti i docenti in Sardegna facciano questa storia sarda, non lo regola chi impedi in gusto si deve fare. Questa è una cosa, un danno umano a decidere di non da fare.
non ha bisogno di domandare il permesso a Nemo, se usa disponimento tornare alla storiasarda.com, si può scaricare a indonu gratis senza manco registrare. Questa è una cosa importante e certo non possiamo non collaborare con ANS, certo che siamo sempre pari, se siamo sempre facendo. Posso dire che Sardegna si può trovare in su sito di ANS dove videos esplicativos a suba de Sardegna, a suba de essa battaglia, a suba de su colonialismo, a suba de mille cose. E si stava una collaborazione profettosa mera e certo fuori da una matessi limba. Come però basta e quando... No, pompiadi sul microfono guarda. Asa fuori da de Sardia de Sardegna, no? Chieste o Assemblea Nazionale Sarda un evento nazionale e sta a narrare che fai partecipare tutti i soci di tutta la Sardegna. Un altro evento nazionale, che questo è un evento territoriale, no? Un altro evento nazionale di importo mera, o questo evento si narra aspettando Faulasa, questo è proprio Faulasa. E poi questo evento di oggi si narra aspettando Faulasa, che sul libro che ha descritto Omar, questa è una delle ispirazioni per un man. Rumannasa per questo festival. Faulasa è un festival che io canno sta arrivava la seconda edizione, giovane non era, no? L'ho cominciato l'anno passato e ho canno ad essere su 7 e sotto sul mese di Santo Gaine, Santo Miale o la Dammi, come le narre, d'ottobre in italiano. I test di questo festival, aiutami due a narrare i test. È un festival, è un oristani, stando non fai da mancare, non potesi, manco un arre che sta in lagro, tocca da partecipare. Alta è 2 diese, su 7 sotto dei Santuaine, in un cricauso de furriare, sos pregiudizio, su minisprezio che aborta sa deneuso fa cannose tutto. I pregiudizi. E come te lo fai uso? A usa fai cosa mera? Nausuca evento più importante di questa 2 dies sono talk, e stanno chi espertos de differenti argomenti, anta fuori dare a suba di un luogo comune. Smontamento, furriado, dimostra che non è vero. Su che pensa io a un oso, non è vero. Questo non si deve sempre, può fare questo passaggio, questa evoluzione nauso, che ne abbiamo prima. E tanto l'antare 2 dies di musica, di gioco, finizia di cosa da levia, ma sempre tutto orientato ai gusti, a furriare, sos pregiudizio, a suba de nose tutto. E Ponoso è un evento nazionale, certo, che rappresenta proprio una dei suoi obiettivi principali. Si noso no ha riuscito a operare a suba de gustas quistiones, non ha riuscito né come personas, né a livello individuale e manco a livello collettivo una progettazione di ahimè che riusa andare e a tenere a vero coscienza dessa risorsa schideneuso, desso limite schideneuso, senza non si fare a capiare ancora de questioni schinanta sosatero, insomma che non pertoccano a sosardos, in effetti non pertoccano a sosardos. Tanto su 7 sotto de Santuaine, non manchesi non ristanisi. Chi è? Tanto potevo cominciare con Omar e cominciamo su Gasi. Devo a comprare questo libro che andavo io, no, mi danno regalato in cui 2 anni. Questo libro con me è come uno come si vuole narrare? Una Bibbia, no, un bigname da narrare, no, è una cosa che quando ti perdi se tu ischi se anda sei gue, che è dividio in tema, se no tu devi leggere le Savine si comincia a Savine e si divide in tema e questo tema ti va a vero per poi appunto magari Omar deve andare un punto esaustivo, no? È un invito. Omar, fil tu. Tutto dopo narrare. Nolisco. No, noi siamo contento umano di questa iniziativa di ANS e mi fa che piacere che sul libro mio e si sta un semene, no?
classe. Sti stavu zemene, sti stavu attipusa Adrikes, namus, no? Pro facere crescere ideas, arresonos, cosa gai. No este unicum, namus, ca estessiu su 2013, de che anno già como, in questo anno viene seosa per un libro, non ero come te custom, ma namus insomma te si andala, pruso manco. E uno vitti sul libro di Bacchis Bandino, Prosa Indipendenza, e in cui Bacchis Bandino, conosciese, antropologo, scrittore, Mannu, da Sardegna, ha descritto una frase che è una sentenza, namus. Ha descritto, hai teserbitis in storia. A cosa serve la storia? La storia serve per situarci, proischire in ube semus postos. In ube e finza sa cando semus postos, in cale tempus. A bisu meu, noi, sa spessore sardas, in sa generalidade di soro, non rischiano in ube semus postas. E quando sono posto, in quale tempo sono posto. Io mi sono posto questo problema anno smedas a Como e ho pensato a questo libro pro tempus meda, ma no io già crae su frame, su questa maniera di contare tutto questo materiale che si vita ammontonando in su carbedo meu. Uno delle persone che mi hanno aiutato a fare questa classe è stato proprio Maurizio Onisi, che negli schiri su mandavo ispirazione un'altra cosa è stato su puntato e su Sarresono Chinzente come su collettivo Domingo, collettivo bolognese di scrittori e tutto su gli studi Soro e su blog Soro a sopra della mitologia. Ha poco noto su studio del Furio Iesi, un studioso umano di mitologia che è morto giovane all'umano nostro, ma ha fatto gli studi medas a pizzo di tutto la macchina mitologica, no? Come si creano sos mitos, esas mitologias e come pertoccano sa sfera politica, la politica come impreata sa mitologia e questa cosa mi ha aperto una ianna, sono entrato e ho pozzappau una maniera di contare questa cosa e sta a narrare sos stereotipos, los logos comunes che noi contamus e narramus in conto di noi stessi. Quando nos pedini, ma voi sardos solamente sezzis, noi siamo poco malos in malunidos, siamo un'isola e tanto siamo poveros, esos trasportos, siamo isolados. No, rischiese la questione manna dell'insularità in Costituzione di questo anno. Questa è una fauna manna, questa è una fauna che tocca di bortulare. Eppure si sta punna di tutta la politica sarda in questi ultimi 15 anni. Hanno fatto pezzi così, non hanno fatto altro, ma questo l'hanno fatto. L'insularità in Costituzione, che non serve a nulla, è una cosa retorica che hanno posto su resistenza alla ponnere in Costituzione italiana, ai teserviti, a non narrare che siamo un'isola. Siamo un'isola da milioni di anni, e si è una bizzarra come questo, no? Tutta questa cosa, questo melee umano, ho cercato di come narrare, di tornare a un materiale letterario che può essere letto e compreso da chi si sia, non da suoi studiosi. Questo è un libro pro cercadores universitarios, pro históricos o pro sociólogos. Questo è un libro
fatto pro totusu. E tanto a poi separare una specie di dizionario in amusu, che sarebbe che se sorlemmasa, dedicato cada uno a un stereotipo, a una parola, a una questione che possiamo di conoscere e di comprendere, e invece si aborda queste cose non sono gai. Ma t'azzudau in tutto questo finza sul fatto che ha poi studiato la storia sarda a Normedas. E questo sul primo esame universitario che ha podato Deo è stato storia moderna in Castello, non bornato in tale anno, e ha poi studiato per la prima volta la storia della rivoluzione sarda. Capo studiava, poi connoto in questo esame sul libro Mannu di Girolamo Soggiu, Storia della Sardegna Sabauda, e si sta uno shock antropologico. Capo da Apponao, ma Deo, proite questa cosa non la può mai intesa, non li schia. Questa è una cosa manna, che tocca la vita nostra, le conseguenze che questo fatto arrivano finza a oggi, e Deo non li schia nulla. Eppure questa cosa mi ha aperto Dudasa, Meledoso e in Sosannoso si studia di storia sarda, mi ha aiutato Meda a comprendere che ci sono cose armedasa che noi crediamo su Berasa e che non su Berasa Fuda. E tanto questo traballo è stato a campo a posti di tutto questo Meledo, di tutto questo Resono e non isco se è un traballo fatto e finito, sul senso che forse all'iscrivere oggi qualche cosa l'hai corretta, perché forse hai aggiunto qualche lemma, questo è io, pronare di insularità, però boh, mi pare che ha più uno qualche effetto nella musica, ma questo non può tornare l'idea nella musica. Posso aggiungere una cosa, Omar, tu ti spiega bene Meda e come te nascinti, de lui beninti, questa narrazione di due nasa a vortasa mortifera, a vortasa megalomane, no, scillausi scriese, intra de sa depressione e sa megalomania, o sei troppo bravoso o non balli spunuda, non lo ha mai, no, che sono tutto faulas, però è bello un Meda, come ti lui spiega, questo aiuta a me a comprendere che lei è un meccanismo, però non si da narrare. Ma questo è una cosa normale Meda, in suoi studi, però devo un'idea che a commendare sui motorica e su dischi Meda, ma come per il fondo è acustici sul microfono è una cosa normale in suoi studi postcoloniali e decoloniali, questa è una casta di studi a livello internazionale manna Perù. Questo fenomeno sono studiati e sono normali in tutti i popoli che hanno una forma di colonizzazione culturale. Sugli studi postcoloniali hanno una paia di polos forti e mannoso. Uno è l'India, che carchi arrampo sugli Stati Uniti, e un altro è l'America Latina. Questo è normale. E finza sul continente africano. Caso uno, Tottusu è non narrare di uno dei suoi studiosi per un anno di questo campo di studi, che è Edward Said, che vive palestinese, tramutato in America e esso coniava a creare sul concetto di orientalismo, no? Che in Sardegna è stato imparato a me innanzi che Said ha pensato a questo concetto, che in su esaminate del 800, sul 1850, un studioso napoletano ha scritto un libro
narrando che i costumi sono sardos, la maniera di vivere e tutto, vita uguale a quella dei popoli orientali. Tanto l'orientalismo è stato creato meda innanzi degli anni 70 del secolo Nicolau e applicato alla Sardegna. Questa cosa è una cosa di spatto, siamo su orientale, no? In suo senso più lezzo, no? Più feo. Per narrare che studiando questa cosa dessini cosa spantosa. Questo fatto di non essere o troppo megalomani o troppo depressi è normale in tutti i popoli che hanno una forma di colonizzazione culturale. Finza in questo non siamo gai speciali secondo ma questa cosa di specialità è un'altra fauna che non sarà che stava a pala è un danno manno finza scusa. Miche, tutto il nostro cosa. Saluti a tutti, no, vengo pensando, prima tu hai sbogato l'economia, devono, sono esperto, no, la profezia verata, no? Una cosa da ripetere, a Savini, e commenta in informazioni, no? Tu in una vaula, la conta a 108, diventa realtà, no? Dove invece ho sempre pensato, questa cosa, però non, senti che non sei cosa arrendi? È una cosa seria. Guarda che è mallo, Si riende, signor Mando, da ancora ti do grazie. Ho pensato sempre questa cosa, devo però non non è questa specializzazione cosa mia, ma che lì è esteti, no, vabbè, è uno che fa di tutto, però sì, magari è solo bello cosa tua, no? È un altro. Senti che non dà più studiata, ha più sempre dentro amici che ci traballano, su questioni di questa pedagogia, di queste educazioni, ha più sempre pensato che meta questioni che si studiano in psicologia finza, porintessi piegate a pari a suo popolo nostro. Noi poi, ma sai, noi siamo speciali, si orientali di questo serie mille altri popoli, però certe cose che posso partire da questa sindrome di Stoccolma, che è una cosa grossa, no? O finza in certa maniera non sono esperto, però carenza affettiva. Quando uno di narra se tonto, di più, ti pensa che diventa ingegneri nucleari, no? Quando una famiglia due volte a 10 di conosci, no? Di più di questa cosa in Castello c'è una famiglia, c'è una vicciocca che da Castello e Manna, tanto non la conoscete questa. C'è una vicciocca che nasce fuori a reso de Sagoia, famiglia Manna, eccetera. E a Troduso che punti nasce a posto. E a Troduso punti cresce sono normali, no? Sa Manna, io da poco nota, strana persona, sai, poi ha detto pensa sa fortuna, lo posso da conosci, sa storia di sta poi te, sa Manna, adesso cresce di aici, che mi narrata, tu non dovevi nascere, poi descrive che gusta tutto il problema di venire, i altri punti indipendenti, no. Poi tanto che sia una vicciocca intelligente, ma tu che da questa vicciocca, ho sempre pensato, sicuramente dopo anni dopo via questa vicciocca, e mi ha contato rotto questa vita sua, è una storia triste, no? Poi sta finita questa reazione di questa ribellioni, eccetera, che non ha fatto a 6 anni da prendere, ma però è tutto un casino. Ho sempre pensato, però ma a me mi ricorda che un'altra cosa, quando uno di Narasa, siete poveri, siete mal uniti, e 100.000 altri faulas potete andare innanzi, eccetera. Con me non siete su traballo di ma fizza questo di questa storia sarda e di faulas che sigo, di atteso e di importo umano. Ma quando uno di narra ti pensa che diventa invece no, un'altra cosa? No, è di aici. Quando uno narra, ma tanto non si può fare, prima abbiamo a ragionamenti, no? Non si pensava, non c'è mai niente, no? Ok, bisogna continuare, non ci sono mai, poi mattina c'è Jack La Furia e noi da Santumiali, no? Bisogna sbagliando, possiamo stare mano.
E noi dopo che uscisica e noi si pensava non c'è mai niente, in realtà di noi spendeva un miliardo di euro, però non del miliardo di euro franco beccio nei festa e si pensava non c'è mai niente. No, questa cosa succede in Sardegna, ma in tutta Europa, davanti a Catalunya in maniera più tranquilla e che con luogo di Sicilia. E tutto si dice che viene spenti, ma si spassiamo, sono spettacoli, ma no. Questa costa 18 tanti in noi. Certo, il problema dei trasporti, no, si friganta. Poi ti senti che noi spendi, si spende un certo modo e poi prima abbiamo un ending. Poi ti hanno preso una cosa, dopo sempre pensavo. Vedo che in dotta sono questi stati, in Sardegna, poi ricchi e poveri, che poi continuano ricco e povero, sì. Tutto in nomini, sì. Da me io ci gioco un po' costa, non penso amico, se no. E fai questa prova di mandare sapro più sarà che spendi, poi 40.000 in bene tutti, tu sei riauso, dopo sono da un amico a Bergamo, volevo fare una serata al Sano Lombardo, e pienso che 10.000. Quando un manucciao che non è manco sopra imbroglioni, sonata, costava 120.000 euro su in noi e 30.000 in Italia. Ma sai, Italia per il noleggiare, siamo presto. Siamo bilanci, scusate, poi ti stiamo pensando a quest'anno. E capito, io tengo un amico in New York City, non ti tengo Parigi in noi, uno è andato su bassista, cosa nostra, e è andato a ballare in se no. S'amico, capite, questo locale di andare a bene, questo locale dopo, appassionato del gesto, aperto questo locale, fatto fortuna, è andato a tutto il gestista New Yorkese. Ah, ma se non si dona passato. Ma se sa, mi fai suonare in Sardegna, si pensa che quanto costa a vivi a New York, no, 4-5 mila dollari o euro, ci campa saici. Beh, così che tu dire a te, oh, mi offre una dritta persona da Calagolone. Poi da noi ha regalato su di noi, questo 4 questioni, no, la pare sì. Tutto che una raso non c'è nulla, no, invece questa cosa magari non si dà pensare, questa non c'è nulla, no, si friganta finza con questa cosa, però in realtà di noi c'è la stessa possibilità di fare. Quando qualcuno papa hanno iniziato il comitato sulle feste, però cambia l'argomento, tra poco. Logo d'ora nai, ma poi costa 1 milione di euro su Umberto Tozzi. Qualcuno che suonare, si interessava di musica, no, ma Alfa Blondi ne costa 20.000, che è una star mondiale. Quando da pubblico Alfa Blondi ci viene sempre 100.000 persone, no? Mi è capitato di questa volta due birre in giro. Alfa Blondi, cosa fanno sul gioco? Da pubbatiare a Iosello e anche qua passava la tirava, aspetta che pago, ma si può rifare sempre più cose, però non si onesti. E questo no, non c'è nulla, sì che se no non c'è nulla. Tornando sul libro di Maronnis, no? Pure a me mi date a regalare, in momento da pure restare regalato, il giro che ha fatto mi date da mandare in PDF, e donatemi un libro. E tolgo, a parte il suo capitolo di Castello, questo è di Cristiano Zappatti, a parte questo, per me è stato di la scoperta, quando già non sbaglia, no? Quando è preso da Puliggio, e appunto, tutto quello che sai sulla Sardegna è fatto, cioè figurare tu se già dessi, no, se dessi risale. E invece ci si avvarrà, spantato, poi tapona, dunque questa altra cosa, mi da smontare varici, mi da smontare ma i burro che non ha pungizzato a 45 anni, 46 anni, quando questo suo libro a mi interessa di cose, abbiamo già iniziato a tradu, poi non arriva da nessuna parte a legge questa storia, la nostra, mi interessa di questioni nostre, che mi tutte questioni, ma più che tutto questa storia sarda di sono 100. A noi si contare una cosa, sul piano di rinascita, questo tocca ad una in italiano, non di traduci, dopo un prendevo a 40-45 anni questi testi di Areros. Poi ti hanno contato tutta un'altra cosa, no? E solo interessante poi ci sono una coperta, poi iniziato pure a bocchiao, ma me da sa, posso mettere sul libro, se ora dice spantava, ma no, è vero, su. A razze tonte, devo convinto di questa cosa. Per me come si può dire, saggio storico? Penso, no, non sono esperto, non so
sono ignoranti, libro dei giovani. Però per me è più di importo. Tu non uscisi, ma Deu, tapu città, come ti dico, a nominare, medotasa, andando in giro a presentare i libri, poi ogni anno ti torniamo a questa questione, sta gente torna sempre a antropologia, no? Quando ci vede devo presentare in libri, o che hanno passato via, no? E sta gente no, però ha parlato con il bibliotecario, non abbiamo chi ne presentare, Marcolino, ha parlato con questioni leggere, non devo troppo antropologia, poi sta gente torna sempre in Gunisi, no? Vuole che si vede questa cosa, no? E alla fine a me è capitato dei pesi lì, ci sono fatto una pubblicità, mi era pagata a Pustisi, che non ma poi non è che da fatto con là che sei amico di un marone, no, da fatto poi sta deciata ad un fatto, provai a leggere questa cosa, questo sembra, però provai a leggere questa sorpresa che si fa, e si convinto, tutto gente normalmente, andas a me, biblioteca, e gente che ha studiato più di me, però è questa sorpresa di dire che ma sanno che era 10, razza e cosa, no? C'è un capitolo birra, no? Non so, grande buffarone, no, però si vantava, non è una cosa de vanto, andava bene a 18 anni, a 20, eccetera, no? Ci giocava, brullava, eccetera, però è una cosa, non so, su grande buffarone, uscisi, 30 litri pro capite, noi 60, che tu visi questa classifica europea, non so, su manco zona web, cioè che dice tutto il paese d'Europa consuma pro capite, sa media più alta, perfettamente sa media, però non è o sono troppo alcolizzato, no, là, no, buffarone, invece in sa normalità e di questo non banto una cosa non vada poi ti avevo su Varga un esempio con Italia birano di buffantabina io ci come in Francia però altro luogo su Europa del Bascio Europa del Suso di buffantabina no sono convinto testi grazie una cosa che noi de bantai però non è come te la no su benito tedesco non è vero non è vero 60 litri al sanno è uno astemio non c'è manco su vuoi sanno è uno che non buffara però sono convinto verso ma fa, vuole andare avanti, questo fa lo sa e ci potete fare finza una canzone, no? E tanto Michele, no, ma lasciami narrare una cosa, che Michele come stai? Michele de Casteddu, Omar ste de Nugoro, Doso de Azzara, Isabella de Busacchi, un altro luogo comune che mi veniva a Conca, che so che vi era guardando, Michele quando voi in sardo non si comprendeva a pari, non si comprendeva da ida, e noi che mi guardi che la Sardegna è abbastanza rappresentata e si usa in sardo recollissimamente. E prima di tornare su a Omar, sì, siamo a te si andala di Michele. Che a me pure è stata una cosa importante a me da questo libro, no? Che adesso arrivare a scrivere una tesi di laurea specialistica che si narra dall'italianizzazione della Sardegna, autocolonialismo e luoghi comuni. E dopo fatta leggere a un amico, tanto a Omar non lo conosco ancora, si sono sconosciuto una volta che nasce l'Assemblea Nazionale Sarda su 2020 e dopo fatta leggere a una varica di amici e Montanao minchia, così parlò Omarones cioè che fino una citazione di una serie di citazioni che aveva fatto Omar e devo come te Michele quando uno si accosta da questo tema conosce ormai il pane quotidiano no? Però per gente meda mancare usato spuro e dice ma mi si è aperto un mondo mi dice no una cosa cioè sul primo libro di leggere la cosa di cominciare è proprio questo libro di Omar cominciare di questo libro e di cui cominciare poi a arrivare a altro libro altro stesso interessante in nera un altro libro di Omar interessante in nera è La Sardegna e i sardi nel tempo cioè uno si legge di tutto quello che sai sulla Sardegna sulla Sardegna i sardi nel tempo e si va già è un quadro interessante in nera, poi vuole andare a approfondire e seguire, però mi sbaglio? Il problema è che intanto si storia sarda è stato con lotta, fatto studiare in scuola, l'hanno Isabella per Gai, è stato fatto, non è stata un'opinione, non è stata una cosa. Mi sentite? Proviamo in questo. La storia è stata con lotta. Bisogna già quando tu a Zappa un'informazione in qualche libro di storia sopra la Sardegna
bell'esempio è una vaula. E questa cosa non è una colpa di chi si sia, perché Dio è tutto, ha compreso queste cose studiando, leggende e tanto Giappone a me ha vicuto di compartire su chi io conosco Dio che in tutto usa la gente che penso che su dovere di uno che va con una professione, un lavoro intellettuale è di socializzare la conoscenza. Tanto se io conosco una cosa, proite non la devono conoscere tutti gli altri, e sono voto di democrazia. Se tu scopri che una cosa che ha sempre tento come una cosa vera e tutto, e invece se abizza già chi è una favola, se gli scrivi pezzi tue non si riparliamo. Invece se gli scrivi tutto può dare che su meledu che invece da campo sa risono, sa relata, sa azioni che in beni portano a mudare queste cose. Che gli scrivi? Intanto smenzo alla scrivere queste cose. E se devo una cosa in bruso, su dovere mio, è la va che conoscere a tutti. Questo è la prima cosa che ho pensato. La seconda vita questa. Le cose tue le devi contare, le devi narrare a maniera che tutti la possano comprendere. Come intendere che Wittgenstein, che sia cosa che si può narrare in parole, si può narrare in parole semplici, no? Non beste un tema, un argomento che sia di fisica quantistica, di ingegneria o di storia o di antropologia o di biologia, di quale sia materia, che non si può narrare in parole che tutti possono comprendere. Questa è una cosa del porto umano, per questo io non ho poi separato da fare un usaggio storico, referenziale, che io già nota, tutto. Questo si può fare, per carità, è serviti. In Sardegna se ne va che ne pacoso, bisogna lacuna già, Michele ha citato la storia del weekend, di questo ultimo che inventano. Beh, a sopra di questo periodo, che è il periodo più corto a noi, questa è la vita nostra, bisogna un montone di cose che noi schimiamo, non sono studiate, non veste la chirca storica a di queste cose. Pensate a tutti i movimenti popolari di questi ultimi 2 secoli. Rebellia, gente che va in piazza, protesta, gli scioperi, esercito che trova a poco a gente. Un movimento di massa, mano, pro anno, e finza in questa ardiese, sul comitato, la protesta contro la speculazione energetica e tutto. Beh, non basta una chirca storica, non ero sociologica, ma nemmeno storica per il tempo scolato, a pizzo di tutte queste cose. Non vi dà una, è una cosa che i poeti hanno cantato, si piace qualche poesia di Giuvine, di Giotichentos o Singizio di Comizio del Giunovicentos, diventano un montone di poesia, di protesta, cantos popolari. Dove siano queste cose? Che ha avuto un movimento umano della gente, ne manco a pizzo di questa cosa, dove manna amusu conoscenza, amusu studio, amusu chirca, tanto io penso che questo è importo manno, però non tanto pro la cultura o pro non spacca un manno, cioè devo dire una cosa in più da te, no, chi è che non importa? No, questo è un fatto di democrazia, a ischire
cosa la si scrive bene, la scrive in un mesmo sposto. Una cosa, Michele ha ragione a pizzone su capitolo dedicato a Castello. Sul capitolo dedicato alla città, se a Bisumeu e questo mi l'hanno finito un amico, sono curso che sono un po' più debole, no? Questo mi piace a scrivere a noi, però non so, mi pare che sono già cose che tocca di pondere mano una musica, non sono stato giusto. Castello è una città di Manna non per i suoi abitanti, questa è in realtà Castello è 150.000 abitanti, ma cosa che non è una città di Manna in questo senso, ma è una città di Manna che ha una storia. Manna Beru è sempre stata una città multietnica, non come. È sempre stata una città che ha avuto un'immigrazione manna, non immigrazione, che ha gente di cada luogo del mondo. È una città ricca di cultura, di bellezza, a borda finza a pizzo della città nostra, vince nei suoi luoghi comuni e sui stereotipi il luogo della verità. Questa cosa un po' mi dispiace. Sì, ma la seconda edizione si è a campo, questa cosa la può correggere. Funziona? Vai, sì, ti devo perdonare. Deo, una cosa, che magari inizia del suo pubblico, sa gente è spedendo zitto. A usunao, no? A Sabine sconto, si manca da conoscenza della storia nostra e a volte questo logos comune, questo di stereotipo fonti su un medio che da neus può contare a noi e tutti, no? Poi succede questa cosa, cioè poi non conoscevo questa storia nostra e qual è la stessa soluzione? Cioè, questa è una domanda difficile a me, mi rendo tutto, però aperta, che io no, ma resa trascura appunto. Se a me scusta, è una cosa normale che in una terra come la Sardegna, che ha una storia particolare, che noi vimmo un regno intro della corona manna della Spagna, no? Un impero manno come il mondo, e a un certo momento nos hanno regalato a Savoia, che viene una dinastia pedona poco considerata, Buzzurro, ma non è stilo, non lo sono andate, sono cose che e non fianta manco il re, no, io sono diventato Luca, principe del Piemonte, avevano sul titolo ducale, che ne essere rese, e tanto in sa guerra manna della successione spagnola hanno mudato alleanza sul momento giusto, questa è una tradizione di famiglia, però su Savoia, e tanto si sono setti a mesa dei suoi vinchitori e toccava dello scontentare, e tanto apposti di trattativa già complicata, c'è una storia che è durata qualche anno, l'hanno dato sul Regno della Sardegna. Sul Regno della Sardegna l'hanno boccato da corona spagnola e l'hanno dato su Savoia. Questo fatto ha orientato un po' così storia nostra, ma non è stato nemmeno su fatto più decisivo. Quindi un montone del fatto, queste cose potevano andare in un'altra maniera. Io tendisco, che andiamo Giagarau, cazzao su piemontese, sul 1794. Sono sardo, è gente buona. Siamo gente del buon coro. Non spiace da fare violenza. Questo è un altro stereotipo, no? Su sardo, violento, sempre a ferro in mano,
l'istinto predatorio, Orgoglioso. sempre, Orgoglioso. commentando su questo la cultura del coltello. Cultura del coltello. Invece se andiamo a bere non abbiamo mai toccato un pilo a Nemmoso, ma nemmeno su Visurrei, su Casticao di Vincenzo Balbiano. Abbiamo dato un carco su Paneri, ma si che giravo a Piemonte, più ricco di come vi arrivavo, e le lezioni hanno imparato questo. Che se viene deso sconto, questo sardo non è che sono pericoloso, non abbiamo mai fatto timori a Nemmoso noi, e tanto questa cosa è spesata, finza a pustisi, e quando tu t'azzappas in una relata asimmetrica, sul centro del suo potere politico, sei in una posizione debile meda, che tutto su chi si decidi, tutto si separano, lo sfacchenattero, e si spesso questo si separano sono dannoso, proteine. Come te va che ne atti lo sfacche accettare? Ti narana, mi chieste prosu bene tuo, che tu non diser buono, e te che le facchere, non sei un imprenditore, non può essere ignorante, sei arretrao, questa cosa deve essere arretradesa, no? Chi tutti arrivano no, che non devono modernizzare, arrivata Briatore, arrivata sul principe di Viscoite, è arrivata Severnini, e tutti hanno una ricetta per non modernizzare. Esatto, infatti, ogni anno. prova si valsi, chi sono fatta non pro sa gioventù, pro so pizzino, sa pizzino, sarda, non tengono in per un conto la realtà di sarda, come finza tutte le organizzazioni di scuola e altre cose pure. E noi ci siamo uno canto minoreddu di un insieme, una cosa più umana. E per non fare ingurtire che le si sia seperu, intendisco, tocca a collegare la Sardegna con Italia, no? E te va che te cavur, buttiti a un amico suo e li narrata, ti lo vuoi piccare sul servizio postale, sul traghetto sopra la Sardegna? Boh, mi sa, neanche isso, no? Già che ci siamo, prenditi pure la gestione delle saline di Cagliari, così. Chi è via Questo figlio, com'è che desinare io? No, arriva, non so. No, è onorato però del 1800. Pronarvere o Sarmineras. Una cosa di importante, un'economia manna, la Sardegna ha avuto una terra industrializzata in sul secolo XIX, pruso a borda delle carchi regioni italiane. Sarminera ha avuto un'industria a avanguardia, per tante cose. Sono traballadori vieni trattato che schiavo proprio da mala maniera, però come industria ha avuto una cosa manna, e in boccaina dinare. Non ho visto una cosa, un'economia povera, ho visto un'economia ricca. Chi è vini sormerese de Salmineras, piemontese, francese e altra gente del fuori. E sono sardo, non vivi in buono, non è che potevano governare questa industria mineraria, e che non mai. Per non sfacchiare, accettare questa relazione asimmetrica, non è una prenausa conca de tontesa. Questo fenomeno non è tornare pezzi della Sardegna, ma è una cosa comune meda in terre africane, in tutto il popolo che ha subito una forma di colonialismo. E noi spuro, noi è tutto, non dobbiamo tenere timoria a creare questa sparagola giusta. In Sardegna è stata una condizione coloniale per tante cose, non è un caso classico, però come sono studiosi internazionali hanno coniato sul concetto del colonialismo interno, non armere, che
tocca la situazione della Sardegna in una maniera perfetta. Questa cosa è da narrare o non bisogniamo o non fa che te timere o Deo, non si può imparare questa parabola che è una cosa troppo politica. Non dobbiamo usare timoria della politica e della verità, che non sta racconto a ischire come te sono queste cose. A non las ischire, nos azzappiamo in questa situazione di oggi. Chi esista arriva a tenò che dice la valigetta di dinare è andata da uno sindaco, dinare a tatò, perché mi zairo so mi picco perché mi za ettaro so del terreno comunale, se va così chi mi pare e tu oppure sul governo come in questo anno decidi che la Sardegna deve ospitare ettaro un'estensione manna di impianto eolico o solare e noi dobbiamo accettare che siamo poveri, che non va nulla in Sardegna, no? Non va agricoltura, non va massaria, non è che bisogna terra tanto noi accettiamo che non va nulla, non va storia, non va ricchezza, non va maniera noi schiamo fare le cose, questo è il punto. Io penso che questa cosa sia di importo umano, tornare non per un fatto culturale, non per un fatto di identità, non mi dà futti nulla, ma per un fatto di democrazia. Questa è una cosa manna. Allora, non funziona questo? Sì, funziona. Ok, mi sa che purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, anche perché ci sono due cose importanti che dobbiamo fare. La prima è permettere a tutti quanti di fare shopping. E la seconda è trovare il campione sanverese di Sardù. Fantastico. Classicone.